Luca, Pellegrino Vinizio, Dusso Alessandra, Marchesano Rocco, Luzzo Fabrizio, Tonoto Fabrizio, Noia Giovanni, Zano Antonio, Giro Marco, Borello Alessandro, Favola Marco, Comicio Giovanni. Grazie, buonasera Presidente. Un'interpellanza dal titolo Sulle sorti del lotto identificato dal foglio 42 mappale 1419 del nuovo catastro urbano del Comune di Carlo. In data 26 gennaio 1989 l'allora consigliere comunale Mario Busso formulava un'interpellanza con questa amministrazione comunale per sapere, tra l'altro, se l'unico lotto di terreno sito nella zona artigianale di Sansonissa e mai edificato avesse ottenuto una proroga dall'obbligo di edificare, se tale proroga fosse scaduta e se il lotto poteva essere alienato in virtù della convenzione allora stipulata oppure se doveva essere restituito alla municipalità. Posto che detto lotto risulta ancora inedificato e che sulla questione sembra essersi radicato in contenzioso giudiziale ormai apparentemente conclusosi, si chiede all'amministrazione comunale di dar conto dello stato di fatto giuridico del lotto in questione e di informare circa le azioni intraprese e o da intraprendere per assicurare il rispetto dei beni comunali e la tutela dei diritti dei soggetti direttamente coinvolti, anche alla luce della graduatoria di possibili assegnatari sotto informata. Si chiede risposta scritta. Seconda interpellanza. Dal titolo interpellanza sul piano di assetto del territorio, la Regione ferma il cemento. La rassegna stampa di oggi ci ha consentito di constatare come lo sviluppo del territorio veneto in generale e della Venezia del Carlo in particolare veda un ripensamento da parte della Regione Veneto, regione che allo Stato risulta di aver concordato la codificazione del piano di assetto del territorio del Comune di Carlo. Ebbene, il Corriere del Veneto titola La Regione ferma il cemento, riportando le dichiarazioni dell'assessore regionale dell'urbanistica, Marino Zorzato, secondo il quale se avessi presentato un piano di sviluppo come questo, prima della crisi economica, mi venivano a prendere a casa. Prosegue l'amministratore veneto sostenendo che il piano territoriale regionale di coordinamento è un piano di sviluppo pensato in prospettiva. Quando finalmente ci sarà la ripresa, sarà molto più semplice riutilizzare le vecchie strutture industriali dismesse più difficile consumare il nuovo territorio. L'idea di fondo, si legge, è che l'unico settore in grado di svilupparsi adesso e nel prossimo futuro è quello del turismo, che naturalmente preferisce il cemento armato e l'asfalto, le distese di vigneti, i parchi naturali e la bellezza paesaggistica. Principi e idee che apparentemente non sono conciliabili con i patti in corso di approvazione per il Comune di Carlo. Alla luce di un quanto si chiede all'amministrazione comunale se vi sia la volontà, anche se solo degli enti co-pianificatori, di rivedere il patto e in caso affermativo in che termini e con quanti. Il gruppo commisso, prego. Grazie, buonasera. Dunque, un paio di interpellanze. I quotidiani di questi ultimi giorni danno conto delle vicende relative all'adozione del piano di assetto del territorio del Comune di Asolo in provincia di Treviso. Grandi firme del giornalismo italiano si sono associate alla protesta degli asolani e non, organizzati in comitati o meno, contro quella che è l'ennesima cementificazione insensata e distruttiva di uno dei più bei siti urbanistici del mondo. La cosa potrebbe passare come routine, un schema già sperimentato mille volte, proposte di piani mastodontici, soprattutto di marcata speculazione edilizia, nascita dei comitati per la difesa del territorio, per proteste e manifestazioni eccetera. Stavolta però assistiamo ad un salto di qualità, delle firme false. Ed è infatti che il piano redatto dalle equipe incaricate porti le firme del professor Franco Mancuso, docente di progettazione urbana all'Istituto Universitario di Venezia dell'Architettura, e dell'ex rettore dello stesso UAV, Marino Folin, i quali però negano decisamente di aver mai avuto niente a che fare con quel piano e si dicono pronti a tutelare il proprio nome.
Le ditte incaricate sono la Tecco di Vittorio Veneto e la Proteco di San Domenico. La Proteco è la ditta che ha regalato anche il patto del comune di Caule e, a dire il vero, nemmeno con noi si è comportata tanto correttamente, sebbene l'amministrazione della nostra città non abbia mai ritenuto di far valere i propri diritti. Ricordo infatti, cosa già ho detto in interpellanze, che la Proteco ha firmato il 26 settembre 2005 un contratto con il comune di Caule per la redazione del piano di assetto del territorio. Il termine utile è stato fissato in 480 giorni naturali consecutivi e la consegna per l'adozione dello stesso del Consiglio Comunale entro il 19 gennaio 2007. Il contratto comporta un onere per il comune di 359.488,80 euro. Ad oggi il mutuo di 415.000 euro acceso dal comune per questo piano è stato quasi completamente rimborsato. La data dell'adozione del Consiglio Comunale è, come noto, il 15 settembre 2010, cioè con 3 anni e 8 mesi di ritardo ingiustificato, cioè senza che tra le parti ci sia stata comunicazione alcuna tale da giustificare il mancato rispetto dei termini contrattuali. Alla luce del combinato disposto, tra virgolette, degli eventi remoti ed attuali riguardanti la Proteco, non ritiene l'amministrazione comunale di dover rivedere le fasi e l'autenticità dei documenti consegnati dalla Proteco allo scopo di dare una risposta chiara ai cittadini che da anni attendono risposte alle loro esigenze e quasi mai coincidono con i grandi interessi economici sottostanti il piano stesso. Grazie. Poi su questo argomento allora, la qualifica di area edificabile ai fini dell'IMU prescinde dalle concrete possibilità di sfruttamento del suolo e deriva esclusivamente dall'inclusione del bene nell'ambito dello strumento urbanistico generale. La nozione di area edificabile nell'ordinamento tributario è sancita dall'articolo 36,2 del decreto legislativo 223 del 2006. A mente di tale disposizione sono edificabili tutte le aree così qualificate dallo strumento urbanistico generale, anche se solo adottato dal Comune, a prescindere dall'esistenza dello strumento attuativo. Ciò significa che ai fini fiscali la qualificazione in esame discende da criteri meramente formali, di inclusione nel piano regolatore, più che sostanziali. Potrebbe quindi accadere che sia considerata edificabile anche un'area sulla quale non è possibile al momento costruire assolutamente nulla. In altri termini, posto che l'imponibile IMU sia pari al valore di mercato al 1 gennaio di ciascun anno, ne discende che tale valore dovrà essere influenzato sia dall'effettivo indice di edificabilità, sia dalle prospettive temporali di edificazione. È infatti evidente che se il tempo per la monetizzazione dell'investimento è piuttosto lungo, il valore del bene non potrà essere elevato. Lo stesso dicasi se le possibilità di costruzione non consentono uno sfruttamento intensivo del bene. Vale da ultimo segnalare che il Comune ha solo il potere di indicare i valori di orientamento per i contribuenti, ma non di determinare la base imponibile dell'imposta. La determinazione degli imponibili, infatti, è riservata al legislatore statale. Abbiamo preso lo spunto da un articolo, quello che ho appena letto, del Sole 24 Ore del 22 marzo 2013, numero 80, firma di Luigi Dovecchio, per formulare la presente interpellanza all'amministrazione comunale. Il Comune di Caule ha adottato il piano di assetto del territorio il 15 settembre 2010, cioè 2 anni e 7 mesi fa. Stando a quanto su esposto, avremmo dovuto constatare una notevole variazione in aumento dell'entrata ICI nel bilancio del Comune di Caule relativamente al 2011 e IMU nel 2012 e negli anni successivi. Si direbbe invece che il trend di quella fondamentale voce entrata dalle casse comunali sia rimasto inalterato. Ricordiamo infatti che il FAST prevede una riduzione della SAU, cioè della superficie agricola utilizzata, per utilizzi diversi da quello agricolo, di circa 146 ettari, cifra che corrisponde ad una superficie pari a quella del centro storico e del lato Santa Margherita, fino ai confini della Livenza del canale dell'Orologio, messi insieme. Sono esattamente 146 ettari. Tra l'altro, questo enorme sfruttamento a scopi edificatori del territorio agricolo cosa non incontestabile con questione pregiudiziale in quanto non conforme alla normativa, la SAO specificata nel progetto preliminare del PAD è stata completamente stravolta, non tiene conto di altre vaste porzioni di territorio agricolo destinate ad altre attività per centinaia di ettari,
sulle quali, con la giustificazione che sono strategiche e destinate a settori di interesse sovracomunale, sono previsti insediamenti di darsene per 4.000 posti barca, per gli allevamenti di Valle Veglia, eccetera. Questa previsione di stravolgimento totale del territorio dovrebbe avere già prodotto come primo effetto una grande variazione delle data ICI prima e IMU in seguito. Siamo perciò a chiedere all'amministrazione comunale se si è provveduto ad aggiornare le entrate per ICI 2011 e IMU 2012 e 2013 e in caso di risposta negativa per quali motivi. Grazie. Consigliere Giro, prego. Grazie Presidente, buonasera. Dato questa interpellanza sui suicidi in tempo di crisi. Dobbiamo esprimere con questo intervento, prima di tutto, il nostro rammarico, il nostro dolore per tutte quelle persone che in seguito alla crisi economica si sono tolte la vita. I dati sono sconfortanti. Mentre, secondo l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, nel 2009 i suicidi in Italia 1986 erano già aumentati del 5,7% rispetto all'anno precedente, successivamente dal 2009 al 2012, secondo la CIA di Mestre, sono aumentati del 27%. Tutti i rapporti mettono in evidenza la connessione tra l'aumento dei suicidi e la crisi economica, con particolare riferimento alla crisi del lavoro. Si tratta per lo più di persone espulse dal mercato del lavoro, soprattutto sotto i 45 anni, che non riescono più a ricollocarsi, oppure di imprenditori per i quali le difficoltà economiche si sono trasformate in gravissime crisi umane, fino alla scelta estrema del suicidio. Questa interpellanza consiste nel chiedere a questa amministrazione: avete voi una coscienza reale del problema nel nostro territorio? Avete attivato tutte le misure atte a prevenire questo grave e triste fenomeno? Esiste in questo comune una unità di ascolto per le problematiche legate all'attuale crisi economica? È stato creato e adeguatamente pubblicizzato un numero verde legato ad un assoluto anonimato dove le persone in difficoltà possono rivolgersi? Questa amministrazione ha conoscenza reale del fenomeno povertà e indigenza nel nostro territorio, ben sapendo che i poveri non sono quelli che chiedono aiuto e sono già iscritti nei leggi comunali? Quali strumenti abbiamo a nostra disposizione? Quali impegni? Su quali risorse umane e materiali possiamo contare? Quanti soldi l'amministrazione comunale ha stanziato per questa nuova emergenza sociale? L'ultima domanda. Potrebbe la struttura della protezione civile essere coinvolta, considerati i mezzi a disposizione ed il volontariato attivo delle persone nella gestione delle emergenze sociali? Si dia una risposta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio comunale. Un'altra? Detto ludopatie. Ritornando sul tema della ludopatia, cioè sulla dipendenza dal gioco d'azzardo e sulla distribuzione delle slot machine sul territorio di Caore, prendiamo atto con soddisfazione non solo della risposta alla nostra precedente interpellanza da parte dell'assessore ai servizi sociali, ma anche del fatto, riportato dalla stampa, che il sindaco ha sottolineato l'importanza e l'emergenza del problema in un incontro con i vertici dell'azienda sociosanitaria del nostro territorio. Siamo certi che la nostra preoccupazione è anche la preoccupazione di questa amministrazione, che certamente non è stata la nostra speranza a determinare l'impegno degli amministratori su questo tema. Tuttavia riteniamo che le risposte alle osservazioni prodotte dall'assessore competente non siano del tutto esaurienti e per questo motivo ritorniamo a chiedere: siete intenzionati a fare un regolamento sui videogiochi che preveda una minima lontananza dai luoghi sensibili come circoli per anziani o luoghi scolastici? Siete intenzionati a limitare il fenomeno attraverso l'obbligo di esporre cartelloni nei luoghi frequentati sottolineando la gravità della ludopatia? Siete intenzionati a ridurre gli oneri fiscali comunali a quegli esercizi pubblici che rinunciano alle slot machine? In definitiva, siete intenzionati a dare dei programmi ufficiali, dei bei discorsi e delle risposte autocompiacenti ad adeguarvi a quello che oramai la grande maggioranza delle amministrazioni comunali ha regolamentato in merito ai pubblici non pensato? Sentita la risposta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento.
L'ultima interpellanza, la leggo a nome del mio capogruppo, Zanoni, che è un po' spazi per le campagne elettorali presso il cimitero di San Gaetano. C'è una relazione per il cimitero di San Gaetano, Napoleone Bonaparte, il barone Franchetti, Ugo Foscolo e le recenti elezioni politiche nazionali? Pare di sì. Tutto nasce da una telefonata che un volontario attacca manifesti ha fatto durante la scorsa campagna elettorale. Per chi era molto preoccupato, visto che doveva parlare dei manifesti elettorali anche a San Gaetano, dove fossero mai collocati gli spazi dedicati. Guarda se sono nella piazza della chiesa. No, mi rispose. Forse sono davanti all'ex asilo. No. Allora prova a vedere il primo del ponte sull'Emene. No, assolutamente. A questo punto, a mia volta, telefonai al dipendente comunale che con una risatina di commento mi informò che gli spazi per la campagna elettorale a San Gaetano li avrei sicuramente trovati nella piazza del locale cimitero. Sono certo, signor Sindaco, che lei ricorda bene dove si trova tale luogo delle rimembranze. Come sono certo lo sappiano tutti i consiglieri comunali qui presenti. Ma eventualmente per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, questo luogo tanto caro si trova nella frazione di San Gaetano, ma proprio in mezzo ai campi, rispettando oltre il limite l'ordinanza, o meglio l'editto, ancora di Napoleone Bonaparte, emanato nel 1804 a Saint-Cloud, che imponeva di spostare i cimiteri dai sagrati delle chiese alla periferia dei paesi. È il motivo per cui ad Acaue il cimitero antico, che si trovava tra le campanili del Sagrato dell'Uomo, è stato spostato verso il mare. Mosso da curiosità, mi sono recato al luogo cimiteriale, convenuto, ed effettivamente è tutto vero. Gli spazi dedicati alle campagne elettorali si trovavano proprio lì, davanti al cimitero. Ma quello che mi ha più colpito era che attraverso la sistemazione a pettine dei pannelli, mentre alcuni candidati potevano contare sulla vista vigneto, altri si potevano confrontare faccia a faccia, a occhi, perché presi in mezzo da due teorie di pannelli. Altri infine godevano invece la vista cimitero. Sarà stato il buio o la pioggerellina battente o la musica degli Eminem che saliva dalle casse della mia auto, fatto sta che mi sembrava di vivere un momento surreale legato ad una probabile contesa elettorale tra i morti e tra i vivi. Già, i morti della politica, come quelli della ciurma e della nave di Capitan Barbossa, non muoiono mai, ma vivono in una specie di limbo dove tentano ancora di veleggiare. Ma così come i pirati dei Caraibi devono restituire l'ultima moneta del tesoro di Cortés per poter resuscitare gli spogli umani viventi, chissà forse anche i nostri politici defunti potranno ottenere la visibilità e il potere se sapranno restituire il mantorto. Non parlo solo di soldi, ma anche e soprattutto della fiducia delle istituzioni e della speranza di un paese migliore. Ma chi può aver deciso una sistemazione così bizzarra dei pannelli elettorali? Potrebbe essere stato a suo tempo qualche vecchio amministratore democristiano, quando le teste dei partiti contavano tanto quanto anche piccole individui. Pare che anche i cacciatori lavorino i defunti tra i loro tesserati, come è accaduto recentemente nella corsa a qualche segreteria di partito. E allora perché non rivolgersi proprio a San Gaetano con il cimitero nel mezzo di riserva di caccia poco lontano dalla valle pesca di caccia lo studio del barone Franchetti? Ed ecco che qui entrano in gioco i Franchetti, che acquistarono verso la fine del 1800 la villa Albrizzi di San Tommaso, dove la nobildonna Isabella Albrizzi aveva creato un importante salotto letterario, tra cui ospiti illustri c'era Ugo Foscolo. Proprio nel parco secolare di Villa Franchetti, dove riposò per primo Napoleone, Foscolo trovò l'ispirazione per comporre quel poema che chiamò Dei Sepolcri. Quindi, signor Sindaco, una volta curata la relazione tra Napoleone, Foscolo, Franchetti e San Gaetano, la domanda d'obbligo non può essere questa. Secondo lei, all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte nel duro? Forse non è consiglio comunale il contesto adatto per discutere di letteratura, ci sono argomenti più importanti da trattare. In questo caso l'argomento assolutamente più importante è la partecipazione alla politica da parte dei cittadini e la possibilità che ciascun cittadino abbia le informazioni adatte per le sue scelte. Visto che nel contesto attuale dell'informazione di sopravvivenza è stata occupata da
media e ai partner, e che certi modi di propaganda politica possono sembrare anacronistici. Per questo però, a nostro avviso, dobbiamo trascurare e criticare i modi tradizionali di fare politica, come la fissione dei manifesti elettorali. Voglio pensare a tutti quei cittadini che non hanno mai avuto o hanno poco investimento per politica, che basano le loro scelte politiche sulla conoscenza del suo candidato. Vedere bene la faccia delle persone da votare è un diritto fondamentale degli elettori di una buona democrazia. Perché dobbiamo nascondere increpamente esposto il loro nome? Ritiene quindi sensibile che la sede della fissione possa essere cambiata per San Gaetano o un luogo più vicino ai vivi e ai morti? Ritiene che la retorica di sistemazione deve essere lineare e non tecnica? Ritiene che anche tutto il territorio comunale e la distribuzione di tabelloni deve essere vista cambiando la loro sistemazione tecnica lineare, permettendo quindi una necessità uguale e adeguata a tutti i candidati? Spero la risposta sia stata di Grazie Presidente. Non è un'interpellanza, ma mi permetto di chiedere l'attenzione di questo Consiglio Comunale per osservare un minuto di silenzio e raccoglimento alla luce dei fatti tragici che si sono verificati nelle recenti ore e che hanno interessato purtroppo sia la città di Boston, dove purtroppo con gli attentati terroristici, secondo le informazioni che si sono avute, sono ferite delle persone, in particolare dei bambini, molti sono stati feriti, ma anche per le vittime del terremoto dell'Iran, dove una sisma di eccezionale magnitudo sembra che abbia addirittura solo un'intera città. Purtroppo le rigide regole di bilancio e la disponibilità attualmente programmate non ci consentono di intervenire su queste strade. Al fine di limitare il più possibile la pericolosità, sono stati installati cartelli indicanti limiti di velocità pari a 50 km/h e le indicazioni di strada sconnessa e pericolosa. Non appena ci saranno le necessarie risorse finanziarie, si provvederà a redigere il progetto per la sistemazione e inserire l'intervento richiesto nel piano programmatico delle opere pubbliche, nonché alla successiva fase per la gara di appalto e l'esecuzione dell'opera. Grazie Presidente. Ringrazio anche l'assessore per la risposta, che però non ci può lasciare soddisfatti, sia perché tra l'altro quanto ci riferisce l'assessore implica un sostenere che è ben noto all'ufficio che il problema, pur essendo stato
già evidenziato agli organi preposti, non ha trovato, secondo quella che è la seconda parte della risposta, idonea collocazione nel programma degli interventi delle opere pubbliche di questa amministrazione. In effetti però dobbiamo considerare che quella è la frazione più popolosa del comune di Caule e che il traffico, anche per le ragioni che sono state esposte nell'interpellanza, non è solo dei locali ma anche interessa il flusso turistico che bypassando quindi la parte bassa del nostro comune consente ai villeggianti che vogliono portarsi nelle zone di Ponente di raggiungere le frazioni di Porto Santa Margherita e di Luna Verde senza congestionare ulteriormente quello che è il traffico diretto alla capoluogo. Riteniamo pertanto che questo tipo di intervento meriti maggiore attenzione e soprattutto più considerazione anche nell'elaborazione di quelli che sono i programmi di intervento di questa amministrazione. Assessore, prego. Ringrazio il capogruppo Tovini. Volevo solo assicurare che comunque eravamo già stati in sopralluogo più volte, non solo per le questioni che ci ha sollevato anche lei proprio perché la strada è frequentata, ma perché siamo andati a fare sopralluogo su strade del territorio, anche per renderci conto quanto riusciamo a fare e chiamiamolo tra virgolette un tamponamento provvisorio. Allora, quello che dicevo per quanto riguarda sul piano delle opere è un intervento che pensiamo di fare completamente la strada, perché purtroppo quella, e come altre che lei ha sollevato anche in altre interpellanze, sono strade che vanno non tamponate ma rifatte completamente. Comunque voglio rassicurarla che l'ufficio sta lavorando, stiamo lavorando per vedere anche di un tamponamento provvisorio. Grazie Assessore. Passiamo allora all'interpellanza presentata dal specialista Alessandro Borin su Valle Vecchia e i speculatori cinesi. Relazione al Sindaco. Grazie Presidente. Si risponde all'interpellanza presentata al corso del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2013 dal gruppo consigliare Lista Civica Alessandro Borin dal titolo "Su Valle Vecchia arrivano gli speculatori cinesi". Nell'interpellanza si cita quale fonte un articolo apparso su un quotidiano in data 29 gennaio 2013, secondo il quale una joint venture italo-cinese sarebbe interessata ad effettuare un importante investimento immobiliare in una non precisata località del litorale, compreso tra Caule e Lignano Sabbiadoro. A riscontro di quanto sopra, si comunica che l'amministrazione comunale di Caule non è a diretta conoscenza né ha ricevuto contatti, proposte o richieste finalizzati all'intervento citato nell'articolo che riguardino aree situate nel territorio comunale di Caule. La previsione del villaggio turistico in località Brussa non è frutto di alcuna richiesta da parte di soggetti privati e proponenti, ma deriva dall'iniziativa politica dell'amministrazione comunale dell'epoca. Grazie Sindaco. Posso dare la parola? Sì, signor Sindaco, la ringrazio per la risposta. Che tuttavia ci lascia un po' perplessi perché riteniamo che comunque l'amministrazione comunale si debba attivare per raccogliere informazioni, perché è vero che può essere vero e noi le crediamo ovviamente che non ci siano state contatti o non si sia fatto attivo nessuno di questa joint venture di cui parla l'articolo del Sole 24 Ore. Tuttavia penso che non possa lasciare indifferente l'amministrazione comunale una notizia di questo tipo, che dal nostro punto di vista è una notizia preoccupante perché mette in luce l'interesse che comunque è noto e il patto da solo basta, i numeri del patto sono molto eloquenti in questo senso, un interesse da parte di investitori del mondo immobiliare, interesse verso il nostro territorio costiero. Caule con un PAT così dimensionato ovviamente diventa molto attraente e che ci siano notizie di questo tipo
che vanno a chiamare in causa una località, è vero, non meglio precisata, comunque si parla del litorale compreso tra Carlo e Lignano, e andando anche per esclusione, il patto di Bibione non offre molte opportunità, tante quanto almeno quelle offerte dal patto di Capri, e quindi gioco forza pensiamo che insomma, non occorra andare molto in cerca di questa fantomatica località. Poi la nostra interrogazione chiedeva anche quali fossero da dove fosse arrivata la vostra idea di collocare nel patto la previsione di villaggio turistico nella località di Brussa, e ci viene risposto che questa proposta, questa previsione urbanistica non nasce da nessuna richiesta, ma nasce da una iniziativa politica della precedente amministrazione. Anche qui, siccome nessuno di noi è così ingenuo da pensare che le cose nascano a tavolino, magari nella mente dei tecnici, quali tecnici molto prolifici di piani regolatori come quelli che abbiamo avuto noi tecnici dell'altro tempo, ma per quanto la fantasia dell'urbanista possa essere fertile, noi pensiamo che il più delle volte, nel 99% dei casi, i contenuti di un piano regolatore arrivano da richieste, non c'è nulla di cui scandalizzarsi, richieste che arrivano da privati, poi tocca evidentemente all'amministrazione in carica il compito di mediare, il compito di fare delle scelte nell'interesse più generale dello sviluppo del territorio. Quindi risulta poco credibile la risposta che è stata data in merito alla genesi di questa previsione del villaggio turistico di Brussa. Sindaco, prego. Allora, con riferimento alla prima delle due questioni sollevate, gli elementi offerti da questo articolo di giornale sono talmente risicati che non consentono a chiunque di fare volendo un'indagine esplorativa per andare a capire di quale area nell'Alto Adriatico stiamo parlando, anche perché si fa riferimento a un'area di 70.000 metri quadrati in relazione alla quale non c'è alcun riscontro nel nostro territorio sulla base di quelli che potrebbero essere gli sviluppi urbanistici di divisione. Per cui questo elemento non è un elemento che offre qualche possibilità ulteriore di indagine. Per quanto riguarda invece il secondo passaggio, posso assicurare che dalla documentazione in possesso del sindaco come assessore urbanistica, ma anche dell'ufficio, non risulta alcun carteggio, alcun appunto, alcuna considerazione in forza della quale si possa concludere diversamente dalle conclusioni della risposta all'interpellanza. Grazie Sindaco. Passiamo ora alla terza interpellanza, proposta della Civica per il cambiamento autonomo da Ronda, dal titolo Convegno Turismo, quali segnali futuri in relazione all'assessore Russo? Sì, buonasera a tutti. Allora, in risposta all'interpellanza sul turismo, quali scenari futuri, nell'affrontare l'argomento dell'interpellanza non si può dissentire dai contenuti fondamentali della stessa e che hanno ad oggetto il ruolo e le funzioni del comune all'interno del turismo. E l'ente locale infatti dovrebbe porsi quale collaboratore nell'applicare gli operatori economici, promotore dello sviluppo, facilitatore dei processi di crescita e incremento del prodotto interno locale. Tutte bellissime parole che non avrebbe senso contestare. Peccato che l'attuazione di quello che si auspica come compito delle amministrazioni non sia realizzabile se non sostanziato in un'adeguata dose di autonomia amministrativa e finanziaria, che al di là dei programmi che hanno contraddistinto la politica negli ultimi decenni, non ha visto la luce in termini concreti. Non ha senso infatti attribuire all'ente locale, come è stato fatto, non ha senso infatti attribuire all'ente locale, come è stato fatto, una serie di entrate proprie di carattere tributario, controbilanciando tale concessioni di autonomia con un taglio dei trasferimenti statali pari all'importo.
e non ha senso sul versante urbanistico riconoscere la pienezza delle funzioni amministrative al comune vincolandone la relativa sfera dei correnti di pensiero e delle prassi interpretative, spesso restrittive e svincolate dal contesto e dagli enti approvatori. Quanto al vincolo alberghiero, non corrisponde al vero che il PAT lo prevede nella forma più restrittiva, in quanto lo stesso vincola esclusivamente le destinazioni alberghiere più ampie dimensioni e collocate a fronte mare, le quali comunque attraverso il piano di interventi saranno incentivate alla riqualificazione o ampliamento con appositi strumenti di stimolo. Il tutto nella consapevolezza che la recettività alberghiera è una realtà turistica che si rivela fattore essenziale di qualificazioni e promozione dell'offerta. Quanto all'imposta di soggiorno, è altresì noto che l'interpellante impegnativo confronto che l'amministrazione ha coltivato con le categorie economiche interessate per l'istituzione di tale tributo e soprattutto per la destinazione degli introiti. L'impegno fu quest'ultimo che ha portato alla nomina di una consulta sul turismo, quale tavolo permanente per decisioni e condivisione circa l'impegno dell'imposta. Quindi, se non ascoltiamo le vostre istanze, è solo perché le iniziative proposte le abbiamo già assunte da tempo. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Passiamo alla prossima interpellanza presentata dalla Civica per il cambiamento del nome, posto di soggiorno. Relazione all'assessore Russo. Bene. Si risponde all'interpellanza presentata dalla città civile e cambiamento avente l'oggetto di imposti di soggiorno. Una piccola cronostoria degli imposti di soggiorno che già esistevano. L'imposto di soggiorno istituito nel 1910 per le stazioni termali, climatiche e balneari, estesa nel 1938 alle altre località di interesse turistico, fu abolita a decorrere dal 1 gennaio 1989, prima del 1990 perché ci sono stati i campionati del mondo di calcio, e l'idea era quella che avrebbe determinato consecutivamente una maggior competitività. Si riteneva dunque che l'imposta avesse una certa e significativa influenza sul prezzo e sulla sua abolizione, e la sua abolizione avrebbe favorito un incremento dei flussi turistici. In realtà si è potuto constatare che le presenze turistiche non sono incrementate negli anni successivi, dimostrando che l'elemento fondamentale per una vivace e fiorente economia turistica sono la qualità dei servizi e la qualità dell'ospitalità. Purtroppo in quel periodo i provvedimenti legislativi in materia di finanza locale che interessavano i comuni venivano adottati secondo un principio di ripianamento del deficit, con le conseguenze produzione di un enorme debito pubblico e una diretta responsabilizzazione degli amministratori locali. Oggi la situazione della finanza pubblica è notevolmente cambiata. L'amministrazione pubblica centrale ha di anno in anno ridotto i trasferimenti dagli enti locali fino al loro sostanziale azzeramento a partire dal 1 gennaio di quest'anno. Tuttavia, con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23, avente ad soggetto disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, la normativa statale ha reintrodotto la possibilità per i comuni di località turistica di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio. Così come si può notare, il decreto istitutivo dell'imposta di soggiorno ha già 2 anni di vita ed è in questo periodo di tempo numerosi sono stati i momenti di riflessione e di confronto pubblico sull'opportunità dell'imposta sia a livello comunale sia a livello provinciale che regionale. Analogo impegno è stato speso dalla precedente e dall'attuale amministrazione con le associazioni di categoria e con tutti i soggetti che a vario titolo operano nel settore del turismo. Non risulta pertanto conforme al vero che l'amministrazione comunale sia stata indifferente alle problematiche relative all'introduzione degli imposti soggiorno, così come riportati dall'interpellanza. Specificandolo poi per punti. Per quanto riguarda i rapporti con la consulta sul turismo,
basata la propria informazione esclusivamente sulle informazioni della carta stampata, ha chiaramente del riduttivo. L'amministrazione comunale ha fatto numerosi incontri con le categorie prima di istituire regolamentare l'imposta, in quanto previsto dalla legge istitutiva. Successivamente, attraverso l'istituita consulta al turismo, organismo consultivo, non obbligatorio per legge, ma fortemente voluto da questa amministrazione stessa, nel corso di tali incontri, pur nella presa d'atto che le categorie sono sempre state contrarie all'istituzione dell'imposta, l'amministrazione si è sempre adeguata con finalità propositive, ascoltando le richieste ma accogliendo solamente quelle effettivamente che non erano contro la legge, ovvero con l'indirizzo politico della Giunta sono state ad esempio considerate la riduzione delle tariffe, l'applicazione delle esenzioni, la necessità della consulta. Sin dal primo incontro alle categorie è stato proposto un piano di sviluppo per il turismo, a valere per l'arco temporale 2013-2017. I potenziali interventi da finanziare nel corso dell'esercizio 2013, la bozza istitutiva del regolamento sull'imposta di soggiorno, la bozza istitutiva della consulta del turismo e da ultimo la bozza sulle tariffe da applicare. Per quanto riguarda poi l'abbandono della consulta da parte dei suoi componenti, si ricorda che la consulta è organo normato sotto il profilo regolamentare, ma che rimane chiaramente organo meramente consultivo. All'amministrazione spetta esclusivamente la convocazione della predetta consulta, ma non la sua specifica composizione, che infatti è stata demandata alle associazioni di categoria, alle quali solo i rispettivi rappresentanti devono rispondere del loro operato. Per quanto riguarda la ripartizione del gettito, il principio in materia di contabilità pubblica stabiliscono che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità dell'integrità, veridicità, pareggio finanziario. Per questo motivo l'imposta di soggiorno, in tutte le sue componenti di entrata e di spesa, trova la sua allocazione all'interno del bilancio di previsione e nella realizzazione della spesa programmatica. Non è intero consentita la creazione di un bilancio parallelo alla sola gestione dell'imposta di soggiorno. La ripartizione del gettito derivante dall'imposta è pertanto strettamente legata alla scelta politica del legislatore italiano che l'ha istituita e che ha codificato che la copertura finanziaria sia associata a componenti di spesa direttamente o indirettamente legate al turismo. Appare pertanto poco pertinente sostenere che con l'imposta di soggiorno il Comune pagherà i dipendenti pubblici o coprirà i buchi di bilancio. Per quanto riguarda il programma delle manifestazioni, in ordine alla qualità e quantità degli eventi delle manifestazioni di interesse turistico, è risultato che la nostra città ha acquisito nel tempo una tale esperienza e competenza da potersi garantire un'elevata qualità e garanzia del servizio, senza possibilità di essere smentiti da chissà chi. Già da tempo ogni associazione è stata invitata a fornire il programma delle proprie iniziative per il 2013, in modo da assicurare per tempo una programmazione e promozione adeguata. Per quanto riguarda infine l'utilizzo delle risorse, premesso e ricordati i vincoli dei confini di finanza pubblica rispetto al patto di stabilità, divieto contrario a nuovi mutui, divieto di assunzione del personale, fondo di solidarietà, eccetera, nonché il ricordato azzeramento dei trasferimenti da parte dello Stato, non si deve dimenticare che l'utilizzo delle risorse di imposta e soggiorno è strettamente ancorato al turismo, diretto ed indiretto, per scelta del legislatore. Nella specifica, la scelta politica rimessa all'amministrazione sia di buon auspicio, quantomeno per il futuro, condiviso con tutte le categorie operanti del settore. Per me è tutto. Grazie Assessore. Siamo alla prossima interpellanza, sempre proposta dalla civica per il cambiamento urbano Zanò, danni causati dal nuovo corso su via Cadore da dalla presa. Relazione all'assessore Tesa. Sì, grazie Presidente. Mi permetto che i due capigruppo, sia il capogruppo Borin che il capogruppo Zanon, nella data del 26 febbraio
avevano presentato simile interpellanza. Quindi do lettura, se per voi va bene, vi do un'unica risposta, perché le due sono simili. Allora, risposta interpellanze. Grave dissesto della strada via Luigi provinciale 59, della lista civica Alessandro Dorì, danni causati dai lavori in corso di realizzazione su via Cadore adottava presa presentata dalla lista civica di cambiamento. Poiché le due interpellanze pongono a questa amministrazione lo stesso quesito, ovvero quali sono le soluzioni per i gravi dissesti delle strade in località ottava presa, si coglie l'occasione per dibattere la questione una volta sola. Come ben indicato dalle interpellanze in questione, i lavori in corso lungo via Cadore consistono nella posa di una nuova condotta fognaria al fine di portare a compimento il progetto dell'ambito territoriale omogeneo per le fognature, che prevede l'eliminazione del depuratore di ottava presa e in seguito anche del depuratore di San Giorgio per far confluire tutte le fognature nere al depuratore del capoluogo. I lavori sono iniziati nell'estate su strada Riello, poi sono proseguiti su strada ottava presa e questo inverno su via Cadore lungo la strada provinciale 59. Questo programma di lavori è stato concertato unicamente con ASI, che è chi ha dato ordine al lavoro, e con la provincia di Venezia. È stato optato di lavorare lungo la strada provinciale 59 nel periodo invernale, al fine di non creare disagio e al flusso veicolare estivo. Ovviamente, e di questo ne siamo consapevoli, seppur realizzati nel periodo estivo, i disagi per i nostri cittadini di ottava presa ci sono stati e ci sono ancora, finché non saranno completati e ultimati tutti i lavori. Dei disagi e dei dissesti della strada abbiamo da subito interpellato l'ASI, che elenca, appunto, come detto prima, gestore e realizzatore